A domenica di Pasqua 1900, o Pataterna, che si è susciuto sempre dei primore, di buonissimo umore, suscità in verso e sette, fece chiamare San Pietro e le ricette. Pietro, senti, oggi hai un'ate bella, l'aria è fina fina, ma se fa una camminata in terra, che te ne pare? Ricette San Pietro, Santa Napolitana e Baravise, capoguardia portone, e lei siete il padrone, volete prendere la terra, e fate pure. Però francamente la terra è un po' afflittiva, vi avesse disgustato, ma che dici mai? Su vestiti, scendiamo, dove ci fermeremo, dove andiamo? Napoli? Che ti pare? Ricetta San Pietro, si dice vedi Napoli e poi muori. E senza perdere tempo l'amplità, San Pietro si vestette come il fuoco. Un pantalone inglese a quadriglie, un gilet come portano i cocò, tutti i piselli verdi in campo blu, cappello a tubo, cravatta a rabato, scicco stiffelio di color rapè e un piccolo bastone di bambù. Sto bene? Elegantone! Andiamo dunque e chiamo quando mi piglia i guanti. Ed eccoli in un parterre d'occhio a Napoli, in mezzo a Piazza Dante. Un Pataterna udai il guagliatore, scansai in un tram, s'aggiustai la lente e proprio come un semplice mortale, però con un accento un poco forastiero, dice: sai caro, non l'è mica male questa vostra città, sono contento assai di esserci ritornato, ci mancavo dal secolo passato, ma proprio molto, molto migliorato. La statua qui davanti, cosa è? L'Alighiero? No, dicendo San Pietro, quello è Dante, un grand'uomo. Questa sulla mano destra è la famosa chiesa di San Michele, quello è il liceo Vittorio Emanuele, più avanti c'è il museo. E questa è rimbette è il caffè di Diodati, ci sono rimasti 10 minuti. Entriamo pure. E il Signore entrò in quelle belle sale ornamentate e San Pietro dice al cameriere: favorite 2 mezze limonate? Erano le 10:30 e la mattina era bella. A mille passavano la gente in mezzo alle strade in coppie di marciapiede, tutte mischiate, femmine, uomini, grosse, piccerille, serve, nutrici, prive, surdate. Ma qual vista gentile, dice tu Pataterna posando un cucchiarino. Com'è che si dice, caro quel mio Pierino, che la terra è afflittiva? Ma vedi che movimento, che scena pittoresca e che allegria. Su via, sono veramente contento. Pietro, che c'è? Non parli, vecchio brontolone? Non sei forse della mia stessa opinione? Sì, dice tuo vecchio, opera vostra certamente, pure che sta qua, certo, chi lo può negare? Però avete preso la limonata? Sì, ho finito. Andiamo dunque. Signori a tutti, buona passeggiata. Dunque, dicevi? E che c'è? Tenete mente a lui, a turno. Che volete? Che vi pare? Dici. Dio guardai spaventata. Mezza strada storta, struppia, ciecata, guaglione senza scarpe, bicchierella appoggiata ai bastoncini, scartellata, malata, e certi occhi arrossuti pieni di lacrime. Mano secca, aperta, stennuta, a carità! Sta voce a centinaia di pareti che sentiva lontana e tutte che dicevano la stessa cosa, disperata. A carità! Con una risella amara e allisciandosi la barba francescana, San Pietro ricette, non c'è che fa. Ma tanto bella nuova frastornata, andiamocene a casa. Piuttosto quando saremo in paradiso se ne riparlerà. Come non ho capito. Un Pataterna capuzziava, parlava solo, teneva mente in cielo e tutto insieme fece segni con la mano e scendette in coppa a terra non sola. Stennettero in terra, in mezzo a Piazza Dante, un centenario d'angelo, tutta vestuta e vela. Ci ammontonarono la rinda e i poverelli e si portarono in cielo.
Figurate un po' che sta mappata. Cappellari si abbuffava, si sbuffava e viaggiava in coppa vento, chi ne strilla, chi ne gente, più di 1000. Figurate un po' che insalata e cammuina, chi rideva, chi piagneva, chi alluccava, i mamma a fuoco. Chi cantava, chi chiamava, Nico, Peppi, Giovanni, Onnani, Ferdinand, Anoiam, e faccio spiegare. Chi si è fatta la pippa mia? Professore, pronto? Arrostate, sto più in coppa e voi sapete, a barata non sputate. Perché chiami il tuo valore? Beh, te dissero mozione, ma chi è? Non buttare, solo che in mano. Chiamatemi a sto cane. Appena per sapere un paradiso, lanciano in coppa a levere una pallata, si fermarono in paranza e lasciai una mappata. Capo 2 o 3 minuti, si muovette, lo sciureva a terra e tutto insieme si ripete se stessa, si sentette la voce enorme che diceva all'altra: scendete miei signori, siete arrivati.